contenuto è questo: ma cosa è successo ieri? Cristea a me mi ha chiamato a una certa ora e mi fa: oh, vieni in playa, che tra un po' succede un casino. E mi sveglio stamattina e mi dicono che non c'è più. Cioè era uno di quelli che veniva con il gruppo Sony, e quelli là, capito? Per Lorenzo Cristea, il ventenne padovano ucciso a coltellate all'esterno della discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto, stava dunque per succedere un casino. Questo è il termine utilizzato e riportato nell'audio WhatsApp che un PR della stessa discoteca, evidentemente conoscente di Cristea, ha inviato a un altro PR del locale all'indomani dell'accoltellamento shock. Cristea dunque lo aveva chiamato poco prima della tragedia chiedendo di raggiungerlo perché stava per accadere qualcosa di grosso, cosa non è specificato, si parla appunto di un casino, messaggio che in questa fase più che mai fa la differenza, specialmente per le difese dei due ragazzi di origine marocchina accusati dell'omicidio, il 19enne Badr Rouaji e il 22enne Taha Bennani, quest'ultimo rappresentato dall'avvocato Fabio Targa. Quello che emerge è un dato di preparazione di quello che poi è capitato, tanto che viene il dubbio che più che di rissa si debba parlare in realtà di un'attività punitiva posta in essere. Ecco. Non dimentichiamo che i ragazzi marocchini erano soltanto due, dall'altra parte c'era una specie di schieramento. Insomma, non una rissa, ma un agguato, una spedizione punitiva, e questo anche a seguito del clima già surriscaldato che si era registrato all'interno della discoteca. Per Targa, il suo assistito, Bennani, avrebbe tentato di riportare la calma dopo che il suo amico Badr era stato spintonato dal gruppo di Cristea. Quanto alle cause di tanta tensione, il legale sembra non avere dubbi. Ma questo aspetto sotterraneo è un aspetto più ristretto. Non è di carattere etnico, è di carattere semplicemente territoriale. Probabilmente c'era la voglia di dimostrare a qualcuno chi teneva il territorio in quella discoteca. Da questo punto di vista potrebbe darsi, è un'ipotesi che stiamo valutando, che la spinta fosse un'esplicitazione della volontà di dimostrare chi comandava in quel posto. Un altro capitolo riguarda la sicurezza e l'intervento dei buttafuori. I ragazzi marocchini sono usciti 20 minuti dopo rispetto all'accompagnamento all'esterno del gruppo che poi purtroppo ha contato il ragazzo morto. E questo pone un tema di controllo che riguarda anche i locali, che riguarda l'esterno dei locali. Dall'ipotesi della spedizione punitiva a quella della legittima difesa, il passo potrebbe essere breve. Per il momento lo stesso Fabio Crea, legale di Rouaji, si concentra sul vocale tra PR e quella frase pronunciata da Cristea: qui sta per accadere un casino. È un contributo molto importante che va a confermare quello che è stato detto sin dalle prime fasi, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni che ci hanno riferito i nostri assistiti, appunto quello di un'azione aggressiva da parte degli altri. Su questo punto specifico per Crea non ci dovrebbe essere il rischio di ritrattazioni. Questo poteva essere un problema, non lo è più perché ho, diciamo così, cristallizzato le fonti di prova.